Eleonora Iacovoni, PEMAC, quarta programmazione, politiche nazionali e attuazione politiche europee strutturali MIPAF. Si può dire che tra FEAMP e FEAMPA la differenza le fanno la situazione contingente, queste modifiche che ci sono state ambientali ma anche economiche e sociali di questo ultimo periodo? Assolutamente sì, la nuova regolamentazione del FEAMPA 2021-2027 trae origine anche da questi accadimenti, alcuni diciamo eccezionali e non prevedibili come il Covid, come la crisi ucraina, come appunto l'aggressione della Russia, altri invece purtroppo già in atto come il cambiamento climatico. Infatti è un programma che darà particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, alla tutela e al rispetto dei mari, degli oceani, del Mediterraneo e anche delle risorse ittiche, ovviamente fornendo alle imprese della pesca e dell'acquacoltura degli strumenti, finanziando degli strumenti che permettano di andare verso una transizione, chiamiamola blu, e un maggior rispetto dell'ambiente, tenendo conto però anche delle esigenze economiche e sociali del settore, che è fortemente provato dall'attuale situazione. Gli operatori del settore in questi giorni di Stati Generali della Pesca del Veneto hanno dimostrato grande attenzione e anche grande disponibilità a stare intorno a questo tavolo di discussione. Sì, ho molto apprezzato il fatto che al di là delle legittime manifestazioni e proteste che ci sono state, ci sia invece qui in Veneto una volontà di voler collaborare per costruire, anche perché sia da parte, mi sento dire, della Regione ma anche del Ministero delle Politiche Agricole è stata subito posta in atto una risposta per cercare di ridurre questo stato di crisi economica del caro gasolio e dell'aumento delle materie prime. Abbiamo adottato tutta una serie di provvedimenti, parlo per il Ministero delle Politiche Agricole, del Fondo Filiere 2022, che sulla base della crisi iniziata già nel periodo Covid ma accentuata con la guerra in Ucraina, darà delle indennità sia alle imprese della pesca che dell'acquacoltura. Parlo anche del nuovo regolamento FEAMP che prevede degli indennizzi per il fermo che c'è stato a causa del caro gasolio, che è stato approvato ieri al Parlamento europeo, e parlo anche comunque del FEAMPA, quindi è una programmazione che prevede delle metodologie per dare delle indennità e dei premi alle imprese che hanno subito questo diciamo decumento di carattere economico. Quindi comunque sia le regioni che lo Stato, che il Ministero stanno cercando di dare una risposta che sia rapida e soprattutto efficace.